Perde il portafoglio con il suo primo stipendio, ma lo recupera grazie all'onestà di un uomo di Piove di Sacco. Una storia a lieto fine che ha per protagonista un 61enne uscito di casa per far visita all'anziana madre. Mentre sta percorrendo a piedi la ciclabile di Arzerello, vede un portafoglio abbandonato a terra. Incuriosito lo raccoglie per vedere se all'interno c'era qualche documento che gli permettesse di risalire al proprietario. Purtroppo nessun indizio utile, ma con sua somma sorpresa scopre che dentro c'erano stipati 1250 euro in contanti. L'uomo avrebbe potuto tranquillamente intascare i soldi, in quel momento è solo per strada. Il portafoglio era stato di certo smarrito e non rubato. Decide invece di fare quello che ogni cittadino di buon senso dovrebbe fare e si reca dai carabinieri di Piove di Sacco. Un gesto di cuore che viene premiato perché meno di un'ora dopo fa il suo ingresso sempre in caserma anche un ragazzo in lacrime. È un operaio romeno di 20 anni, si è appena trasferito a Correzzola e ha iniziato a lavorare come elettricista per un'azienda del posto. Dice di aver perso il suo portafoglio, dentro c'erano 1250 euro, il suo primo stipendio pagato in contanti perché non aveva ancora aperto il conto corrente in banca. Senza speranza era andato a fare denuncia, mai avrebbe pensato di ritrovarlo già lì dai carabinieri e con tutti i soldi dentro. Per lui una bellissima sorpresa, per il 61enne la soddisfazione di aver riportato un po' di gioia ad un giovane lavoratore.